Argentina-Saremese, derby di un ponente ligure che si vuole far sentire in questo girone della Serie D. Tanti ex, dallo Bosco a Calabria. Pippo Scalzi non è un ex, ma subito ci prova dalla distanza, dall'illusione del gol, il tiro del classe 97. È tutto vero invece l'errore del portiere dell'Argentina, che spiada la strana a Lo Bosco di testa, comodo il gol del numero 9, che non esulta e porta in vantaggio la Saremese che non si placa. Ancora Lo Bosco, questa volta chiama in causa il portiere avversario, che senza problemi blocca. Si fa vedere l'Argentina verso fine frazione con l'azione personale di Berni, che entra in area, sfonda, poi si accende una mischia con palla che passa da una parte all'altra della porta. In qualche modo poi la difesa saremese riesce ad allontanare, complice anche il fischio del direttore di gara, e un rimpallo che favorisce appunto i matuziani. Si fa perdonare parzialmente il portiere degli armesi quando va a deviare una conclusione dalla distanza. Nel secondo tempo esce fuori l'Argentina, che trova subito il pareggio al 12esimo, quando Berni in tapping realizza il gol dell'1-1. A questo punto la formazione di casa prende coraggio, clamorosa l'occasione ancora per Berni, che salta in pallonetto il portiere dei matuziani, c'è però la traversa a negare il gol, e allora al 90esimo la dura legge del gol si concretizza, perché prima c'è una conclusione di Pippo Scalzi che viene deviata in qualche modo dal portiere locale, poi lo stesso 97 va vicino al bersaglio grosso, ma ancora trova l'estremo difensore a respingere. Infine al 90esimo arriva l'azione, quella buona, il tiro forse non è irresistibile, la palla finisce a fil di palo e la Saremese trova la quarta vittoria consecutiva in campionato, affacciandosi alle zone altissime della classifica. In delirio i tifosi matuziani.